Quale futuro per l'Italia? Questa è un'iniziativa che giovedì prossimo si svolgerà al Dioscuri by Palace, che vede tra l'altro anche la partecipazione politica dell'onorevole Mannino, un incontro tra sindaci. Ecco, qual è l'obiettivo? Sì, non c'è un obiettivo precipuo, è la volontà di alcuni amministratori locali di ragionare sulle tematiche del presente, tematiche politiche e alimentare il dibattito culturale. Credo che questa terra ne abbia necessità perché oggi nel dibattito politico sono assenti molti temi, non si parla più di infrastrutture del nostro territorio, non si parla dei problemi che attanagliano la nostra terra, quale è il problema del lavoro, non si parla approfonditamente del problema dei rifiuti, dell'acqua, o se se ne parla in maniera superficiale. Ecco, con alcuni amministratori abbiamo deciso di metterci assieme in maniera così pacata, ma tentando di coinvolgere quante più persone vogliono contribuire alla crescita culturale e politica di questa terra. Abbiamo deciso di fare questa iniziativa, chiedendo anche il contributo a persone che negli anni si sono impegnate nel territorio, e per questo ci sarà anche la partecipazione dell'onorevole Mannino, che è stato più volte Ministro della Repubblica, e dell'onorevole Gargani, che oltre ad essere stato per tanti anni presente nel Parlamento nazionale ha avuto anche una presenza nel Parlamento europeo. È una manifestazione che si prefigge di alimentare il dibattito politico e il dibattito culturale nella speranza che ci sia qualcuno che presti orecchio e che poi si possano realizzare quelle che sono le aspettative del nostro territorio.